C'è una grande domanda di cure palliative pediatriche in Italia, ma i posti a disposizione sono notevolmente sottodimensionati rispetto alla richiesta. Il Veneto, all'avanguardia anche su questo tema, ha presentato in Senato il nuovo hospice pediatrico di Padova. Francesca Cosentino. Anche i bambini possono essere colpiti da malattie inguaribili ed aver bisogno di cure palliative, ma in Italia, a fronte di 35.000 piccoli bisognosi di assistenza, abbiamo per il momento solo 8 hospice per complessivi 30 posti letto. Il Veneto, da sempre all'avanguardia in questo campo, ha presentato in Senato un nuovo e più grande hospice a Padova in via Falloppio. Praticamente 10 milioni di euro che sono già stati finanziati, ne mancano ancora da un preventivo un 5-6, ma sicuramente si troveranno, perché bisogna dare una risposta concreta ai 35.000 bambini che in Italia hanno bisogno di queste cure. C'è un grande bisogno nel campo delle cure palliative pediatriche, dove c'è una domanda da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie che è in continua crescita. Per fortuna crescono, migliorano anche le cure, pur essendo pazienti spesso inguaribili. 3.000 metri quadrati, 10 stanze in luogo delle attuali 4 e in futuro strutture di accoglienza anche per i parenti. Noi abbiamo cercato però le cure palliative a un certo punto perché ci è stato detto che non c'era più niente da fare, e quel non c'era più niente da fare è stato però l'inizio per noi di una nuova vita, il fatto di entrare in hospice. Abbiamo iniziato a vivere veramente, a vivere anche come famiglia. Non solo, sempre a Padova sarà avviata la prima cattedra dedicata all'insegnamento delle cure palliative pediatriche e poi master, scuola di specializzazione e un corso per fidanzati di giovani malati per preparare ad affrontare la malattia in coppia. Questa struttura ci permetterà di accogliere i bambini, tutti i bambini del Veneto e non solo, ma ci permetterà anche di offrire loro delle altre possibilità. Tutto questo è possibile, come hanno sottolineato il vice sindaco di Padova Michalizzi e rappresentante della provincia Gottardo, anche grazie al sostegno del volontariato e del terzo settore, a testimonianza di una grande rete di solidarietà presente in Veneto.